Individuato dai carabinieri l'autore della violenta rapina a Isola Vicentina, il 90enne Fra Germano è un 43enne di origini marocchine fuggito in Francia, si cerca il complice. Tragico destino per una maestra 62enne investita e uccisa dall'auto condotta da un anziano sul terraglio a Preganziol. I suoi alunni l'hanno aspettata invano a scuola dove non è mai arrivata. Caso di tubercolosi nel Coneglianese, contagiate una giovane mamma e la figlioletta, disposti controlli sui compagni di classe e le maestre della bambina che frequenta la scuola elementare. Bufera sui candidati 5 Stelle dopo la direttiva impartita via chat di cercare nefandezze sugli avversari. Nessuna politica del fango, replicano solo trasparenza. Ai microfoni di Antenna 3 aveva lanciato per la prima volta il suo appello. La Milena Girardi è riuscita a ritrovare la sorella, sono rimaste separate per 38 anni. Intervento eccezionale a Portogruaro, malata di tumore operata con la sedazione cosciente. I medici raccontano, parlavamo con lei durante l'intervento chirurgico. Lutto nella tifoseria della Reyer, si è spenta all'età di 101 anni nonna Licia Antonini, super tifosa della squadra di pallacanestro veneziana. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri TG, l'avete sentito dai titoli, apriamo con la cronaca perché è stato individuato dai carabinieri l'aggressore di Fra Germano, picchiato e rapinato a fine novembre fuori dal convento a Isola Vicentina. Sentiamo. Ha finalmente un volto e un nome, l'uomo che aggredì e rapinò Fra Germano al secolo Evelino Contardo a novembre dell'anno scorso, costringendo il 90enne fraticello al ricovero in ospedale con 4 costole rotte e 30 giorni di prognosi. Ad aggredire il frate del convento di Santa Maria del Cengio ad Isola Vicentina è stato un 43enne marocchino. L'uomo, regolare in Italia e con reati specifici, è stato denunciato per concorso e rapina dai carabinieri di Schio. Una rapina violenta per impossessarsi di una busta con un centinaio di euro, frutto delle offerte raccolte per i poveri dal frate che gira ogni giorno col suo motofurgone. Un'aggressione vile, come era stata definita allora da tutta la comunità di Isola Vicentina che ben conosce il fraticello. È un uomo che ha sempre vissuto di carità, data e ricevuta e distribuita, quindi questo è ancora più triste. Un atto talmente vile che non poteva rimanere impunito. I carabinieri si sono subito attivati sentendo le molte testimonianze di persone che giornalmente si recano al convento per trovare ristoro. Sono stati attivati specifici servizi di osservazione, controllo e pedinamento che alla fine hanno portato i militari ad individuare una donna marocchina legata sentimentalmente all'uomo. Nel frattempo però questo, visto il clamore mediatico suscitato, ha lasciato Isola Vicentina trovando prima riparo da qualche connazionale nel Padovano per poi passare alla frontiera e rifugiarsi in Francia, ma sono in atto accertamenti per localizzarlo e assicurarlo alle patrie galere. Grave incidente questa mattina lungo il Terraglio nel Trevigiano, a Preganziola, a perdere la vita una maestra di 62 anni. Stava attraversando il Terraglio per andare a prendere l'autobus che l'avrebbe portata al lavoro come faceva tutte le mattine da 40 anni, ma al capolinea di Preganziol Anna Michelin non è mai arrivata, travolta dalla vettura condotta da un 80enne. Sono le 7:15 del mattino, è ancora buio e piove forte. In centro a Preganziol c'è traffico sul Terraglio e Anna Michelin, 62 anni, decide di attraversare senza arrivare sulle strisce. L'automobilista non la vede e la colpisce in pieno. Abbiamo sentito il rumore, questo tonfo sordo così, che sinceramente mia moglie fa: c'è stato un incidente? No, non è un tamponamento o un incidente, è un tonfo che hanno preso qualcuno. Il commerciante ed alcuni passanti prestano i primi soccorsi, chiamano il 118, l'ambulanza arriva poco dopo. Le condizioni di Anna Michelin appaiono subito gravissime. La donna viene trasportata all'ospedale di Treviso, dove spira poco dopo il ricovero. La notizia della tragedia si diffonde rapidamente in paese. Sotto shock il marito, allarmato perché la moglie non risponde al telefono. Ho telefonato, non mi rispondeva, dopo un certo momento mi ha risposto quello del pronto soccorso perché sentiva suonare in continuazione il telefonino e mi ha detto che era lì e di precipitarmi subito lì. Sono andato.
Un dramma che ha sconvolto la famiglia della donna, che oltre al marito lascia i 2 figli, Matteo e Chiara, ma anche il quartiere della Favorita, Mestre, dove Anna Michelin, per tutti la maestra Anna, insegnava da 40 anni. Una vita trascorsa tra i banchi, memoria storica dell'elementare Fusinato. La maestra lascia un vuoto incolmabile. Sconvolte le colleghe che alla notizia della tragedia hanno cercato di tutelare i bambini dallo shock. L'aspettavano per la prima ora stamane, ma la maestra non è arrivata, né arriverà più. Una scuola piccola, come una famiglia, dicono le altre insegnanti, ed Anna Michelin era la colonna portante. Amava il suo lavoro, i bambini, una donna solare che sapeva portare la sua allegria e voglia di vivere sul lavoro, come tra le amiche. Le mancava ormai poco ad andare in pensione e pregustava il tempo libero che avrebbe avuto per dedicarsi ai viaggi, alla cucina e a tutte le passioni che aveva, dopo aver dedicato tanti anni alla scuola e a generazioni di bambini. Un tragico destino non glielo permetterà. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Sulla tragedia sarà ora la procura a chiarire le responsabilità, aprendo a carico dell'automobilista un fascicolo con l'accusa di omicidio stradale. Nel Vicentino, ora sequestrata dalle fiamme gialle, la lussuosa villa in Val Gardena di un imprenditore orafo. Sentiamo. Vicenza, 3 piani, 20 vani, una zona wellness, piscine interne e ascensore, mobili di pregio, terrazza di 45 metri quadri con vista sulle montagne della Val Gardena, ampio giardino per un valore di quasi 12 milioni di euro. Non è un annuncio immobiliare, anche se la proprietà era comunque stata messa in vendita. A metterci le mani, prima che l'operazione andasse in porto, sono stati gli uomini della Guardia di Finanza di Vicenza, che hanno sequestrato in via preventiva, ai fini della confisca, l'immobile di proprietà di un 51enne vicentino, amministratore di un noto banco di metalli e della stessa controllante. La Guardia di Finanza, dopo una complessa analisi contabile, ha ricostruito le operazioni fraudolente compiute dal 51enne, che hanno portato alla distrazione di svariati milioni di euro dalle casse del banco metalli attraverso appunto la controllante. L'accusa nei confronti dell'amministratore di bancarotta fraudolenta. Le fiamme gialle hanno verificato che l'acquisto del terreno, l'edificazione della villa, nonché gli arredi al suo interno erano frutto del profitto derivante dalle condotte illegali dell'amministratore. Il Tribunale di Brescia ha condannato a 2 anni per associazione sovversiva il bresciano Michele Cattane, uno dei 24 secessionisti lombardo-veneti arrestati nella primavera del 2014 perché avrebbero voluto occupare piazza San Marco a Venezia a bordo di un tanco. Cattaneo, unico ad aver scelto il rito abbreviato, è ritenuto il costruttore del cannoncino del carro armato artigianale. Per la fabbricazione dell'arma sarà processato a Rovigo. Sempre a Rovigo saranno invece giudicati tutti gli altri coinvolti, dopo che nei mesi scorsi la Corte d'Assise di Brescia si era detta territorialmente incompetente. Caso di tubercolosi nel Coneglianese, contagiate mamma e figlia, disposti controlli sui compagni di classe e le maestre della bambina. Sentiamo. Allarme tubercolosi nel Coneglianese dopo il caso di una giovane mamma colpita dalla malattia che ha contagiato la figlia, una bimba che frequenta la scuola elementare. La donna è stata ricoverata ieri all'ospedale Cafoncello di Treviso. La bambina, in un primo momento ricoverata a Conegliano, è stata anch'ella trasferita per precauzione al nosocomio trevigiano. La bambina frequenta una scuola elementare del nostro territorio, quindi si pone come da protocollo la necessità di attivare le misure di sanità pubblica previste per questo caso. Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 2 ha quindi avvisato come da protocollo l'autorità scolastica che la prossima settimana, probabilmente lunedì, avvierà un incontro con i genitori per poi procedere ai test di controllo ed eventuali altri accertamenti sui compagni di classe e le maestre della bambina. La bambina è stata ricoverata per massima precauzione, ma presenta una contagiosità bassa, una carica batterica limitata e quindi noi assolutamente non ci attendiamo nulla di significativo a seguire. Tuttavia facciamo, come si dice in questi casi, tutto ciò che si deve fare. Gli specialisti dell'ULSS 2 della Marca ricordano comunque che la tubercolosi è una malattia a bassa contagiosità, oscillano tra i 10 e i 15 casi registrati ogni anno nel distretto di Pieve di Soligo.
Ed ora la politica, bufera sui candidati del Movimento 5 Stelle dopo la direttiva impartita via chat di cercare nefandezze sugli avversari. Questa mattina la questione è al centro della presentazione dei candidati pentastellati padovani. Sentiamo. L'ordine di scuderia sarebbe arrivato via chat, molta comunicazione negativa su partiti e candidati in Veneto, tirare fuori il peggio che si può tirar fuori, nefandezze, foto imbarazzanti. Il caso, messo nero su bianco da un quotidiano locale, esplode durante la presentazione padovana dei candidati 5 Stelle, seduti uno a fianco all'altro al caffè Pedrocchi. No comment dal coordinatore regionale della campagna, Jacopo Berti, fugge i microfoni anche il responsabile della comunicazione. Chi accetta il confronto è Silvia Benedetti, deputata pentastellata uscente, ricandidata al plurinominale alla Camera. Credo che sia un'amplificazione di quanto scritto, magari le parole usate non sono giuste, il concetto è questo, però riflettiamo un attimo. Abbiamo candidati come Nicolò Ghedini, okay? Se qualcuno va a vedere sul sito del Senato, Nicolò Ghedini risulta assente per il 99,9% di questa legislatura, quindi potrebbe essere definita questa sì una nefandezza, perché io penso che se una persona viene pagata per lavorare per il Paese, non ho capito perché si ripresenta in quanto assenteista. Credo che sia un fact checking, cioè una verifica dei fatti relativi ai candidati che si presentano. Verifica dei fatti, liquida così la pratica Silvia Benedetti e invita anche i cittadini a farla. La verifica dei fatti potete farla anche su di me. Cioè non è un problema. Nel momento in cui una persona non infrange la legge, una persona si impegna nel proprio lavoro, ha mantenuto le promesse fatte, secondo me è una verifica normale che tutti i cittadini dovrebbero fare. Intanto la presentazione va avanti, cerca riconferma al Senato Giovanni Endrizzi, corrono per la prima volta l'ex consigliera comunale di Padova Francesca Betto, rappresentanti dei truffati dalle banche come Alberto Artoni, il direttore del Conservatorio Leopoldo Armellini. Difende le parlamentari e Francesca Betto. Vorrei sapere un elettore del PD, un elettore di Berlusconi, chi esattamente ha scelto, dato che non gli verrà data nemmeno la possibilità di scegliere poi il giorno del voto, perché le preferenze ce le hanno tolte. Difende la cultura, il conservatorio nato in Veneto ma bistrattato dal governo, il direttore del Pollini Leopoldo Armellini, una candidatura la sua nata così. Avevamo avuto una crisi nel post terremoto del 2012, avevamo avuto una grande crisi, proprio la struttura sembrava cedere. L'unica, nonostante io avessi sollecitato tutte le forze politiche, è stata l'onorevole Francesca Businarolo del Movimento 5 Stelle. E nel pomeriggio, in un post pubblicato su Facebook, la nota di Jacopo Berti. Il concetto è che se i nostri candidati hanno di fronte un condannato, un personaggio impresentabile, è importante che ce lo facciano sapere, scrive Berti. Se le altre liste hanno impresentabili all'interno è giusto che i cittadini lo sappiano. Questa è un'operazione trasparenza e non un linciaggio degli avversari. E se le chat fossero state pubblicate integralmente, non per stralci, sarebbe stato chiaro. I candidati degli altri partiti, continua Berti, hanno paura che il fango vero, quello in cui vivono da decenni, venga fuori dai cassetti ed il terrore li spinge a tentare di colpirci con tutto quello che hanno. Eccola la vera macchina del fango, la loro, conclude il consigliere regionale pentastellato. E continuiamo con la politica, perché Liberi e Uguali ha presentato sempre a Padova oggi le liste. Vediamo. Allora noi siamo quella sinistra che vuole rappresentare un pezzo di mondo che oggi non si sente rappresentato. L'ex sindaco di Padova Flavio Zanonato scende in campo per le politiche con Liberi Uguali, attualmente eurodeputato, è stato candidato all'uninominale per il Senato per Padova e Bassa Padovana. Conto su un risultato importante e di buon livello e spero davvero che ci sia una nostra rappresentanza. Al Senato uninominale per l'Alta Padovana e Bassanese ci sarà invece Renato Marcona, ex sindaco di Piazzola, mentre Davide Zoggia, capolista per il plurinominale. La neonata formazione di sinistra punta in città sui nomi storici della politica e propone l'esterno Pierluigi Bersani alla Camera per il collegio uninominale. Spiragli di dialogo solo con chi accetta i nostri temi, dice. Per star bene sul serio bisogna che stiamo bene un po' tutti. E per ridurre questa disuguaglianza, lavoro buono, non frantumato, precario e ricattato, investimenti per il lavoro, non bonus e sgravi, per l'uguaglianza e welfare. La sanità sta perdendo dei colpi dappertutto, la scuola,
buona scuola, no, non funziona così. Non ci deve essere né povero né ricco se nei grandi servizi. Per l'uninominale alla Camera della Bassa Padovana un nome che invece arriva dal territorio, quello dell'ambientalista Francesco Miazzi, Annalisa Di Maso e Sandra Mondini, rispettivamente per Padova e Alta Padovana. Protestato o ci siamo rivoltati contro l'inquinamento prodotto nell'aria da impianti industriali e quant'altro, contro gli inceneritori e le discariche, ma abbiamo anche sempre immesso un elemento di proposta che era quello di valorizzare percorsi anche economici diversi. Ai nostri microfoni aveva lanciato per la prima volta il suo appello. Ora Milena Girardi è riuscita a ritrovare la sorella che cercava dopo 38 anni. Vediamo. È come se ti mancasse un pezzo di te, nel senso che sai di avere una sorella, però non la puoi frequentare, non la puoi vedere, non puoi sapere se sta bene, se sta male. In casa c'è stato sicuramente un po' di smarrimento, diciamo, in generale, perché ovviamente queste cose ti sconvolgono la vita, non sono semplici, cioè ti sconvolge a livello ovviamente emotivo tutta una serie di emozioni. Insieme fianco a fianco dopo 38 anni. Sembrava impossibile da quando per la prima volta Milena Girardi, trevigiana di nascita, friulana d'adozione, aveva lanciato il suo appello proprio ai microfoni di Antenna 3. Una storia incredibile, quella di due sorelle separate in orfanotrofio a Trieste nel 1979, quando Milena aveva 3 anni e la sorellina Michela qualche mese. In quella situazione c'erano arrivati perché i servizi sociali avevano deciso di toglierle da un ambiente familiare di maltrattamenti. Poi una famiglia aveva deciso di adottare Milena, ma non Michela. E da allora la donna ha sempre cercato la sorellina. Una storia che ha commosso l'Italia, che ha portato la donna sotto i riflettori nazionali, e dopo tanti appelli si è fatta avanti Maya, ospitata nella trasmissione La Vita in diretta, assieme alla sorella. Maya, si chiama così oggi quella Michela che Milena aveva lasciato in orfanotrofio. Abitano a poca distanza l'una dall'altra, una a Trieste e una a Pasian di Prato, forse chissà si erano pure incrociate senza saperlo. Oggi finalmente l'incontro. Maya ha sempre saputo di avere una sorella di nome Milena, tanto da aver chiamato così una delle sue figlie. Mia figlia Milena ha 12 anni. Oh, amore. L'ha chiamata Milena? L'ha chiamata appunto quando ho saputo di quella Milena. Dunque Milena ce l'ha fatta, la sua caparbietà ha vinto, una caparbietà che aveva dimostrato durante quel primo speranzoso appello. La prima cosa che le direbbe se la vedesse? Che io ci sono sempre stata, ci sarò sempre, e se lei vuole, se ha piacere, se ha la volontà, io l'aspetto a braccia aperte, l'abbraccerei. Unica cosa. Poi tutto il resto viene dopo. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia. E rieccoci in diretta con il TG del Veneto. Il Centro della Protezione Civile regionale ha decretato da questa sera la fase operativa di attenzione per il rischio valanghe. Le nevicate che si sono verificate nelle ultime ore hanno determinato apporti medi di neve che vanno dai 15 fino ai 40 centimetri. Lo stato d'attenzione, rileva il centro regionale, riconfigurabile a livello locale in stato di preallarme o allarme in presenza di particolari e non prevedibili situazioni di emergenza. Ed intanto la neve potrebbe fare capolino nelle prossime ore anche a bassa quota in alcune aree del Veneto. Sentiamo il nostro esperto. Preparatevi al ritorno dei fiocchi, anche se in ordine sparso. In Veneto torna a far capolino la neve, pure a bassa quota, ma attenzione, sarà un weekend a due facce. Sabato avremo ancora condizioni di maltempo su tutta la regione, però l'ingresso dei venti di Bora potrebbero favorire delle precipitazioni nevose anche fino in pianura sulla bassa padovana e sul Rodigino, oppure neve mista a pioggia, questo per le prime ore di sabato, quindi possibili nevicate in pianura ma solamente per qualche ora, poi sarà pioggia. Tutto cambierà il giorno dopo. Domenica la giornata sarà caratterizzata da un cielo poco o parzialmente nuvoloso. E la prossima settimana? Riecco probabili fiocchi. Una bassa pressione che si muoverà dalla Spagna verso le nostre regioni e quindi anche il Veneto.
Questo centro depressionario sarà alimentato anche da aria più fredda, attualmente presente su gran parte dell'Europa, quindi le precipitazioni previste sul Veneto potranno assumere anche carattere nevoso fino in pianura tra martedì e mercoledì. Ed ora l'intervento record effettuato a Porto Gruaro. Una donna è stata operata di tumore con sedazione locale ed ha potuto parlare durante tutta la durata dell'intervento con l'equipe. Sentiamo. Un intervento chirurgico tradizionale a cielo aperto sull'addome per asportare gli organi di una paziente 75enne colpiti da tumore. Per la prima volta le equip di 2 unità operative, anestesia e urologia dell'ospedale di Porto Gruaro, hanno modificato la consueta tecnica chirurgica e anestesiologica con sedazione cosciente. È la prima volta che viene fatto nella nostra azienda grazie a una collaborazione e l'affiattamento estremo tra l'anestesista, l'equipe anestesiologica e l'equipe chirurgica. Con questo tipo di sedazione, indicata soprattutto per chi non è in buone condizioni fisiche, il paziente rimane sveglio durante l'intero intervento. Per la durata di 4 ore la paziente ha infatti potuto conversare con il personale medico. La paziente era tranquilla, poteva parlare con noi, anzi gli chiedevamo se lamentava qualche disturbo, la signora ha detto assolutamente di no, siamo andati avanti per più ore e anche chiedendo alla signora di dov'era, cosa faceva, che lavoro aveva fatto, insomma è stata una cosa diciamo estremamente stimolante. Al termine dell'operazione la signora ha recuperato velocemente, dopo qualche ora leggeva già il giornale ed è stata dimessa in breve tempo. Lutto nel mondo del basket veneziano. Si è spenta all'età di 101 anni Licia Antonini, conosciuta come Nonna Reyer. Non si era persa una partita dagli anni 30. Nel 2016 festeggiò il centenario al Taliercio. Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo l'appuntamento subito dopo i TG con 20 e 10, ospiti in studio questa sera Carlo Cadorna di Casa Pound e Arianna Spessotto del Movimento 5 Stelle. Ci salutiamo ora con il meteo, a tutti una buona serata, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ancora condizioni di tempo perturbato sul Triveneto. Sarà un sabato all'insegna delle piogge, ma con tendenza comunque al miglioramento. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, con piogge diffuse un po' ovunque sulla nostra regione e con deboli nevicate sui settori alpini, possibili miste a pioggia anche sul Rodigino. Migliorerà con fenomeni in cessazione entro la serata. Temperature massime tra 2 e 6 gradi, valori minimi tra -2 e 2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo condizioni di maltempo con piogge diffuse generalmente di debole intensità, locali nevicate anche a bassa quota sui settori alpini di confine fin sulle prealpi, ma migliorerà entro la serata. Temperature massime tra 3 e 5 gradi, minime tra 1 e 2 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà instabile con qualche precipitazione sui settori meridionali del Trentino, anche a carattere nevoso a bassa quota sul resto della regione. Temperature massime tra 8 e 9 gradi, minime intorno a 1 grado. Il mare sarà mosso sulle coste, molto mosso al largo. I venti forti nord-orientali sulle zone costiere, moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.